progetto Data Highway, che si è concluso con successo con la partecipazione estesa di molti soggetti del territorio, ha visto la realizzazione di una piattaforma per l'accesso libero agli open data. La sfida del progetto è stata dimostrare effettivamente che con gli open data si può creare valore in Sicilia, ed è chiaro che aggregando e rendendo accessibile anche una piccola quantità dell'enorme quantità di dati relativi a beni architettonici, beni ambientali, beni naturalistici, è chiaro che si possono realizzare servizi turistici o anche semplicemente guidare il turista verso esperienze che invece sarebbero impossibili o molto difficili da intercettare e alle quali accedere. Il progetto Data Highway quindi è pronto per il futuro, è pronto a fornire tutti gli strumenti per sviluppare anche nuovi casi d'uso, nuovi servizi, nuove applicazioni, ma già oggi alla conclusione ha visto la partecipazione non solo dei 5 partner che hanno portato avanti le attività progettuali, ma anche di altre 10 aziende che hanno realizzato casi d'uso, essendo coinvolte attraverso un bando interno che ha finanziato queste attività. Ho avuto l'opportunità di presentare oggi Open Data Hub, il progetto e la piattaforma che mette in cooperazione i dati open data e link data reali e in tempo reale di diverse tipologie di dataset, quindi consente di far collaborare data provider, enti, associazioni ma anche aziende con dei data consumer che di fatto sono altri enti del territorio, associazioni del territorio e aziende che sviluppano nuovi prodotti digitali. Questo è stato l'evento finale di questo progetto finanziato dal POC Sicilia e inizio di una possibile collaborazizione a un livello superiore con altre regioni e con altre realtà. La piattaforma Link Data Dataway ha consentito e consente oggi di avere a disposizione dei set di dati provenienti da dati aperti e da dati proprietari per poter di fatto sviluppare applicazioni, soluzioni digitali in modo semplice e potendo usufruire di una quantità di dati importanti che la singola piccola impresa che vuole andare a realizzare la soluzione non potrebbe permettersi. Quindi diventa strumento fondamentale di informazione per tutti i soggetti che hanno esigenze di gestire dati in generale. Noi ci siamo cimentati sul settore del turismo e della mobilità legata al turismo. Voglio sottolineare l'importanza di questo partenariato che è stato coordinato dalla NetSense SRL e che ha visto 2 importanti organismi di ricerca, il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, insieme a 2 importanti imprese industriali già affermate sul mercato, che sono la Ricca IT di Ragusa e la Elmi SRL di Palermo, che hanno dato quel supporto e quell'esperienza che hanno con il mercato dell'industria e degli enti pubblici, nonché una piccola realtà molto innovativa e che lavora sul mercato turistico, che è la ITSIN, che ha dato quel pungolo. La dimostrazione che questa piattaforma è già pronta per lo sviluppo di nuove applicazioni è stata data attraverso questi 10 nuovi use case a cui abbiamo dato un piccolo finanziamento da 20.000 euro per consentire di sviluppare un'app già utilizzabile da enti pubblici, da singoli turisti, da imprese, a dimostrazione che l'idea era buona e che messa a terra e eseguita nel modo corretto può consentire veramente la valorizzazione del territorio. Siamo molto contenti dei risultati che abbiamo oggi un partenariato forte dal punto di vista tecnico e anche di relazione sul mercato. Contiamo di sviluppare ulteriormente questa piattaforma e di metterla a disposizione del territorio siciliano.